Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chi ci separerà, al numero 67. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella testimonianza dei santi martiri edifichi il corpo mistico della tua Chiesa, fa che la gloriosa passione che meritò a Sant'Ignazio una corona immortale, doni a noi protezione perenne. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che diremo di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia
indipendentemente dalle opere. Beati quelli la cui iniquità sono perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: Tu sei il mio rifugio, Signore. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, Signore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, Signore. Alleluia, alleluia. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunati migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal divieto dei farisei, che è la ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete avere paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Gehenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Chiunque passari non vedendo forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete di più di molti passeri. Parola del Signore. Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia.
Ecco, questo è l'avvertimento che il Signore oggi ci dona. Il lievito dell'ipocrisia è come un virus che contagia, è un modo di vivere, di agire, di parlare che non è né luce né buio. È colui che si muove in maniera che non sembra minacciare nessuno, ma ha un fascino del chiaroscuro, il fascino delle apparenze. Ai farisei ipocriti Gesù dice che erano pieni di se stessi, di vanità, che vivevano con il trucco. Gesù tuttavia vuole anche darci una buona notizia, che c'è uno più grande dell'ipocrisia, che è il Padre che è nel cielo. Non abbiate paura, valete più di molti passeri, ci dice Gesù nel Vangelo di oggi. Davanti a queste paure che ci mettono qua e là, di fronte al virus dell'ipocrisia, Gesù ci dice che c'è un Padre che ci ama, un Padre che ha cura di noi. E allora c'è solo un modo per evitare il contagio. È la strada indicata da Gesù, quella della preghiera, affinché possiamo seguire il Signore e non cadere nel tranello dell'ipocrisia, in questa trappola. È quello che ha fatto il vescovo martire che oggi ricordiamo, Sant'Ignazio di Antiochia, il terzo successore di Pietro ad Antiochia, morto martire per opera dell'imperatore Traiano attorno al 100 d.C. Ecco, lui diceva: si educa molto con quello che si dice, ancora di più con quello che si fa, molto di più con quello che si è. È meglio, dice, essere cristiano senza dirlo che proclamarlo senza esserlo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio
Padre Onnipotente, O Padre, gradisci l'offerta del nostro servizio sacerdotale come hai accolto Sant'Ignazio, frumento di Cristo macinato nel martirio, per formare per te un pane puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificati nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordate, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In modo particolare ricordiamo Elisa, Lorenzo e Elisa. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima
custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Hai dato un cibo a noi, Signore, al numero 70. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida e verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. Ci sostenga e ci rinnovi, o Signore, il pane celeste che abbiamo ricevuto nel giorno della nascita al cielo di Sant'Ignazio, e ci renda veri cristiani nel nome e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. O Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e ai sfiduciati. Guarda con amore coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Madonna di Cestokova, 155. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra, un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e
Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa è tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale. Con oltre 2000 sedi in tutta Italia. Noi ci siamo. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Solo alla Prix 2 offerte 3x2 come prosciutto cotto Casa Modena a 1,66 € al pezzo. Prix! Celebra il santo amato in ogni angolo del mondo. Secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte.